A posto, grazie. Grazie. Super Green Pass per sedersi al tavolo, per fare colazione oppure consumare un pasto, quindi via libera solo per i vaccinati, consumazioni in piedi o all'aperto per chi invece non ce l'ha, controlli serrati nei locali pubblici padovani dove i titolari hanno già scaricato la nuova applicazione per verificare il Green Pass rinforzato. Ma la gente collabora perché ormai ha capito come funziona. Ieri sera è arrivato l'aggiornamento della nostra app per controllare, non abbiamo avuto grossi problemi. Certo è che sono tutte cose che rallentano molto il flusso dei clienti, nel senso che devi bloccare l'ingresso, controllare, farli accomodare, dopo magari c'è chi ce l'ha cartaceo, è tutto stropicciato, allora comincia a ingrandire, piegarlo. Si perde veramente tanto tempo. Certo che, come si dice, è il male minore. Sì, è il male minore. All'esterno di questa pasticceria del quartiere Forcellini anche un semaforo per regolare traffico e presenze. L'importante è lavorare, ma di certo la mole dei controlli è imponente. Il timore è che il Super Green Pass possa scoraggiare i clienti che sono alle prese con le prenotazioni per cene e pranzi di Natale. Lanciamo questo appello: non abbiate paura di frequentare per le cene o per il pranzo di Natale o per il cenone, il veglione di Capodanno, i ristoranti, perché sono attività sicure, molto più sicure rispetto che a fare magari una cena con 10, 15 o 20 amici chiusi in una stanzetta con le finestre chiuse, e ovviamente si sa che a casa, soprattutto dopo il terzo bicchiere di vino, magari i festeggiamenti passano a essere un po' più allegri, quindi baci, abbracci e quant'altro. Ecco, queste sono attività molto più pericolose rispetto al frequentare i pubblici esercizi. Anche secondo Confesercenti si prevedono perdite del 25% nei ristoranti, visto che al momento in Veneto la popolazione non vaccinata è del 15% e molti quindi rinunceranno al ristorante per solidarietà e per non escludere parenti senza Super Green Pass. In termini economici la perdita stimata da Confesercenti sarà di 30 milioni di euro, pari in media a 18.000 euro per ciascun ristorante.